Va ora in onda la rubrica Ozonoterapia a cura del dottor Leonardo Pentivolpe. Buongiorno, io sono il dottor Leonardo Pentivolpe, questo è l'esordio di una serie di trasmissioni in cui parleremo in generale di medicina, polarizzando soprattutto l'attenzione verso le medicine naturali. Io sono laureato in medicina e chirurgia all'Università di Padova e mi occupo da decenni di medicine cosiddette alternative, che oggi vengono chiamate medicine complementari. Mi occupo soprattutto di ozonoterapia, di cui parleremo nelle prossime trasmissioni. Oggi volevo parlare di un argomento che è di enorme interesse, credo, perché è il preludio di qualsiasi atto terapeutico di medicine naturali. Che significa il preludio di qualsiasi atto terapeutico? Significa che qualsiasi problema di salute una persona possa avere o il medico voglia affrontare, bisogna che ci sia prima di tutto la pulizia dell'organismo. Non possiamo riordinare un appartamento se non prima l'abbiamo pulito, non possiamo riverniciare un'automobile se non prima l'abbiamo scrostata, non possiamo riequilibrare un organismo se non prima l'abbiamo depurato. La depurazione può essere di organismo e di organo. Che significa di organismo e di organo? Io posso depurare l'organismo in toto, per esempio uno dei farmaci, chiamiamolo così, perché in fin dei conti c'è un'azione farmacologica anche da parte delle piante, uno dei farmaci più comunemente usato per depurare globalmente l'organismo è l'ortosifon. Ortosifon è una pianta che stimola gli organi filtro a ripulirsi. Quali sono gli organi filtro? Noi siamo comunemente attaccati, cioè più che attaccati dai batteri e dai virus, però ingeriamo comunemente sostanze che non sono precisamente benefiche per l'organismo. L'organismo cosa fa? Si difende eliminando queste tossine che noi introduciamo. E come si difende? Intervengono degli organi importanti che sono il fegato, l'intestino, i reni. Quando questi organi sono talmente intasati che non ce la fanno più a eliminare tossine, intervengono altri organi filtro. Uno dei più importanti è la pelle, per esempio, e i polmoni. Quindi ci sono tutta una serie di meccanismi che ci portano a salvaguardarci dalla malattia perché eliminano le tossine. Abbiamo detto organi filtro principali e organi filtro accessori. Quando una persona, un paziente, incomincia a eliminare tossine tramite la pelle, per esempio, vuol dire che gli altri organi filtro sono talmente intasati che non ce la fanno più a sopportare e eliminano per altre vie. Quindi il medico può fare una depurazione globale, come dicevo, la pianta più interessante in senso drenante generale è, almeno nelle mie esperienze, è ortosifon. Poi ci sono delle piante che vengono utilizzate in relazione all'organo che si vuole depurare. Quindi drenaggio d'organismo, ortosifon. Drenaggio d'organo, facciamo degli esempi. Per esempio, vogliamo depurare il fegato, perché quel paziente che si rivolge a noi ha problemi di gonfiore addominale, si sente la lingua un po' intasata, c'ha sonnolenza dopo il pranzo, quindi questo indica che il fegato può essere un po' intasato. Allora, le piante più comunemente usate quali sono? Cinara, che sarebbe il carciofo, cardomeriano, che agisce sul fegato, questi sono solidago, che agisce pure sul fegato, ha anche un'azione renale. Quindi depurando il fegato noi stimoliamo quell'organo a eliminare le tossine che sono ferme. Queste tossine vengono messe in circolo. Cosa dobbiamo fare
qual è in un secondo momento? Agire su un altro organo filtro che è il rene, e allora utilizzeremo dei drenanti d'organo mirati al rene. I drenanti d'organo mirati al rene quali sono? Il frassino, per esempio. Il frassino viene utilizzato dopo magari accenneremo in maniera rapida quali sono le forme di utilizzazione di una pianta in terapia. Comunque il frassino è una delle piante più utilizzate per il drenaggio del rene. Per esempio, continuando ad analizzare le piante che hanno azione drenante e drenante d'organo specifico, parliamo un poco dei drenanti della pelle. La pelle è un organo filtro secondario, accessorio, nel senso che quando, come dicevamo prima, gli altri organi filtro sono intasati, allora interviene la pelle. La pianta più utilizzata per drenare la pelle è la viola tricolor, la viola del pensiero. È una delle piante che più anticamente è stata usata per il drenaggio della pelle. Negli ultimi decenni è stato introdotto anche l'olmo, Ulmus campestris. L'olmo e la viola tricolor sono drenanti importanti. Si aggiunge tante volte anche la calendula, che oltre che drenante è anche un antinfiammatorio della pelle. Abbiamo fatto una rapida panoramica, molto rapida anzi direi, di quelle che possono essere le piante più comunemente usate in fitoterapia. Vediamo come possiamo usarle, come si usano queste piante. La forma più antica, e diciamo è la forma della nonna, è l'infuso. L'infuso, le piante vengono messe in acqua bollente e vengono lasciate in infusione proprio per qualche minuto, 5 minuti, 4-5 minuti, e poi vengono filtrati e utilizzati. Che differenza c'è tra un infuso e per esempio un decotto? Per infusione si utilizzano piante, cioè la parte delle piante che diciamo più morbide. Quindi quali sono le parti che si utilizzano in infusione? Sono le foglie e i fiori. Foglie e fiori in acqua bollente ci danno un infuso. Quando noi utilizziamo delle piante, le radici, allora non si chiamerà più infuso, si chiamerà decotto. Perché decotto? Perché la pianta, anziché essere messa in acqua bollente per 3-4 minuti, verrà lasciata in ebollizione per almeno 5 minuti. Verrà lasciata a riposare per almeno altri 10 minuti e poi si utilizzerà. Perché la radice oppure la corteccia della pianta sono forme più dure della pianta, quindi necessitano di maggiore ebollizione. Quindi la differenza tra infuso e decotto consiste semplicemente nel capire se si utilizza il fiore o la foglia oppure la corteccia o la radice. Questa è diciamo, la forma popolare di utilizzazione delle piante. In medicina le piante vengono utilizzate in altro modo. Se voi andate dal medico, il medico probabilmente vi prescriverà l'infuso o il decotto, però la forma più comune farmacologica sono le tinture madri. Cos'è una tintura madre? La pianta viene presa, la parte della pianta che deve essere utilizzata, viene lasciata a macerare in alcol. 15-20 giorni, un mese, dipende dal tipo di pianta e dalla parte della pianta, se come dicevamo fiori oppure foglie oppure radici. Dopo circa 20 giorni, un mese di macerazione in alcol, c'è la spremitura e si ottiene la tintura madre, che chiaramente è una forma più attiva della pianta, una forma più di prescrizione medica o del farmacista. Negli ultimi decenni si è introdotto un altro tipo di utilizzazione della pianta e sono i macerati glicerinati. I macerati glicerinati utilizzano le piante in gemmazione. Pare che, anzi è assodato che la pianta in gemmazione abbia più principi attivi, più energia, più potenzialità rispetto alla pianta adulta. Questo teoricamente anche in pratica sarebbe logico, perché un bambino ha più energia di un uomo anziano?
Quindi i principi attivi contenuti nelle piante in gemmazione vengono messi in glicerina. Scusi, la pianta in gemmazione viene trattata in glicerina, cioè viene depositata, viene lasciata macerare in glicerina e poi c'è la spremitura. Quindi le forme di utilizzazione della pianta, abbiamo detto, sono l'infuso, il decotto, il macerato glicerinato, le tinture madri. Poi ci sono anche gli estratti secchi, per esempio il farmacista, la pianta polverizzata fa le capsule, anche quello è un altro modo, forse meno usato. Io vi ringrazio, parleremo ancora di questi argomenti e parleremo di argomenti ben più specifici. Nelle prossime puntate mi polarizzerò soprattutto verso l'ozonoterapia, che è una terapia nuova, di recente acquisizione, nella quale ho notevoli esperienze e che sta prendendo sempre più piede. Vi ringrazio dell'attenzione, ci risentiremo e ci rivedremo. Grazie. Avete visto ed ascoltato la rubrica Ozonoterapia e a cura del dottor Leonardo Pentivolpe.